La Croazia, che in questo semestre guida l'Unione Europea tra corruzione e difficoltà economiche, ha un nuovo presidente, Zoran Milanovic. Invest in Fish, un progetto transfrontaliero italo-croato per sviluppare le imprese della pesca e dell'acquacoltura. I Rom in Bulgaria sono più del 5% della popolazione, una comunità che combatte contro la povertà e la discriminazione. A Cracovia, in Polonia, il Museo dell'Aviazione attira turisti amanti della tecnica e fa sognare i bambini. Francesco Calò, vincitore del titolo Pizza Doc in the World, vive e lavora a Vienna, dove spopola la cultura gastronomica italiana. La Croazia fino a giugno presiede l'Unione Europea e lo farà con un nuovo presidente. In febbraio l'ex premier socialdemocratico Zoran Milanovic sostituirà la conservatrice Kolinda Grabar-Kitarovic. Milanovic ha promesso agli elettori stabilità e onestà, e questo in un paese dove per i cittadini la politica è diventata sinonimo di corruzione è bastato per vincere le elezioni. A imporre il tema della corruzione in campagna elettorale è stato il comico Dario Jurican, una specie di Checco Zalone croato che, raccolte le firme necessarie, si è candidato proponendo lo slogan «Corruzione per tutti, non solo per loro». Il politologo Krešimir Macan è uno dei più conosciuti esperti di comunicazione politica in Croazia. In queste elezioni i cittadini non si sono divisi in modo ideologico, destra e sinistra, ma la scelta è stata fatta considerando il problema enorme della corruzione. A imporre questo argomento in campagna elettorale è stato l'attore Dario Jurican. La sua satira ha costretto i cittadini a riflettere sul perché accettano la corruzione. Milanovic in questo contesto, con lo slogan «Un paese normale», è stato più credibile del presidente uscente Grabar-Kitarovic, che invece è stata punita per le sue frequentazioni e alleanze molto chiacchierate. Siamo andati a misurare il sentire popolare a Utrine, un quartiere della periferia di Zagabria, tra le bancarelle dove si incrociano la miseria delle pensioni e i prezzi del mercato. Predsjednik premale ovlasti ima da bi mogli nešto posebno. Il presidente non ha molto potere, comunque spero che le cose migliorino. Ci sono stati che hanno la mafia, qui da noi è la mafia che ha lo Stato. Spero in un cambiamento, ma non so quando questo accadrà. La gente comune non ha fiducia nella politica, accusata di essere corrotta. Un giudizio aggravato anche da 2 recenti fatti di cronaca. A Spalato, in un regolamento di conti tra spacciatori, un giovane ha ucciso a colpi di Kalashnikov 3 persone. A Krapina, invece, in un incendio di un ospizio privato sono morti 7 anziani. La struttura aveva una licenza per ospitare 12 anziani, invece ce n'erano più di 60. In ambedue i casi, su Facebook, migliaia di cittadini hanno accusato la polizia e le istituzioni statali di essere corrotte e di non avere fatto controlli. Un clima che contrasta con lo sfarzo dell'inaugurazione del semestre di presidenza croato dell'Unione Europea. Un semestre in cui l'Europa dovrà gestire la Brexit. Furio Radin, nel Sabor, il Parlamento croato, rappresenta la comunità italiana e fa parte della maggioranza di centrodestra che appoggia il premier Andrej Plenković. Io spero che la Croazia trovi qualche possibilità di aumentare gli investimenti in Croazia in questi 6 mesi e trovi la possibilità di avere più visibilità. Sarà un'occasione per dare visibilità anche alla comunità italiana che vive in Croazia? Se i media vorranno, soprattutto quelli italiani, vorranno scoprire che qui vivono anche gli italiani, allora ci sarà più visibilità anche per la comunità nazionale italiana. E poi ho un accordo con il primo ministro italiano Conte, un accordo di una visita alla comunità nazionale italiana quando verrà a trovarci qui in Croazia, più o meno a maggio, diciamo.
Ne è passato di tempo da quando Italia e Croazia si facevano la guerra in Adriatico, pescherecci che sconfinavano da una parte e dall'altra, sequestri di imbarcazioni, multe e vere e proprie crisi diplomatiche tra i due paesi. Oggi le cose sono cambiate e si lavora insieme. L'ultima collaborazione sulle due sponde dell'Adriatico si chiama Invest in Fish e riguarda pesca e acquacoltura. 1,5 milioni di euro di fondi Interreg a disposizione per attività scientifiche ed ambientali. 6 i partner del progetto, 4 italiani, 2 croati, con in prima linea il DARE, il distretto tecnologico agroalimentare della Puglia che ha sede a Foggia. È un progetto che mira ad affrontare un po' le problematiche di un settore o due settori, diciamo pesca e acquacultura, che hanno delle grandissime opportunità di crescita ma soffrono di numerosi problemi, forse un po' di ritardo dal punto di vista dell'innovazione tecnologica. Al progetto sono interessate tutte quelle imprese che da una parte e dall'altra faticano a trovare la quadra dal punto di vista ambientale e che hanno bisogno di tecnologie innovative per potenziare la propria competitività. Questa ricerca che stiamo portando avanti ci consentirà appunto di mettere delle tecnologie in piedi che possano consentire la biorimediazione e quindi la salubrità del sito stesso, che è fondamentale perché il pesce possa crescere nel miglior modo possibile. Molto da questo punto di vista può fare la formazione, specie se è rapportata alla sempre crescente domanda di qualità del prodotto da parte del consumatore. Parliamo di una filiera appunto che parte dalla produzione primaria, che può essere l'allevamento o la pesca estrattiva, passa per la trasformazione, quindi per la commercializzazione del prodotto, il consumo, ma teniamo presente che ciascuno di questi anelli vi è necessità di formazione, perché non dimentichiamo che questi animali diventano alimenti e come tutti gli alimenti possono avere dei potenziali rischi se non vengono utilizzati correttamente. Le imprese pilota che hanno aderito al progetto, che si concluderà la prossima estate, sono 8, 4 del settore ittico, le altre del comparto dell'acquacoltura. Le soluzioni innovative saranno applicate come modello di business all'avanguardia. Il DARE, come è noto, fa da ponte tra la ricerca e i bisogni di innovazione tecnologica delle aziende, quindi in questo caso l'università è in primo piano per cercare soluzioni sia di innovazione di prodotto che di mercato. Partendo dalla consapevolezza che pescatori e imprenditori italiani e croati debbano conoscersi di più e conoscere meglio anche le opportunità dei programmi di investimento, anche perché la crisi morde sia di qua che di là e senza la giusta sinergia si rischia solo di restare ancorati a vecchi sistemi oggi incompatibili. Dunque una politica comune sulla pesca per rafforzare e proteggere gli ecosistemi e le risorse marine, partendo magari dai più giovani, i più orientati verso un modello transfrontaliero di pesca e acquacoltura sostenibile. A Pezinok, in Slovacchia, è iniziato il processo contro gli assassini del giornalista Jan Kuciak e della sua compagna Martina Kushnirova, accusati dell'omicidio avvenuto il 21 febbraio 2018. L'esecutore materiale dell'omicidio, l'ex soldato Miroslav Marcek, in aula ha confessato di aver sparato i colpi che hanno ucciso i due fidanzati. Gli imputati sono 4. Il presunto principale mandante dell'omicidio, Marian Kochner, ha confessato il possesso illegale delle armi, ma non la premeditazione dell'omicidio. La sua complice, Alena Zuzova, che avrebbe avuto il ruolo di mediatrice, ha respinto l'accusa dichiarandosi innocente, mentre l'ex poliziotto Tomasz Szabo, il presunto autista di Marcek, ha rifiutato di esprimersi. Tutti e 4 rischiano l'ergastolo. Camminano tutto il giorno per le strade di Faculteta, bussano alle porte e cercano di parlare con le donne, con le giovani mamme. Se la situazione dei Rom in Bulgaria cambierà, sarà grazie a loro. Questo pensano Katia e Anelia, mediatrici, 2 donne Rom che lavorano per il comune di Sofia. Il problema principale della comunità per loro è l'analfabetismo. 90% Il 90% delle famiglie di questo quartiere vive sotto il livello di povertà. La maggioranza delle donne è analfabeta, non hanno avuto modo di studiare, da qui nascono i problemi.
Il progetto che seguono è rivolto alle mamme alla prima gravidanza. Le mediatrici le accompagnano nelle strutture sanitarie per metterle in contatto con i servizi. Io come mediatrice incontro le ragazze, le metto in comunicazione con il progetto. L'elemento centrale è la fiducia. Le ragazze mi conoscono e quindi si fidano anche del personale sanitario che incontrano. Uno dei fattori che impedisce ai membri della nostra comunità di rapportarsi alle istituzioni è la discriminazione. Poi c'è l'ignoranza, la mancanza di conoscenza, ad esempio, dei servizi sanitari. Questo scoraggia molti membri della comunità e qui entriamo in gioco noi, li sosteniamo e accompagniamo. All'ingresso del centro comunitario del quartiere c'è un poster che mette in guardia le ragazze sul problema del traffico di esseri umani. Da quando la Bulgaria è entrata nell'Unione Europea, molti Rom hanno cominciato a emigrare. Alcune associazioni che lavorano nelle comunità Rom con progetti di formazione e inclusione sociale monitorano da anni questa diaspora. We do have huge migration waves. I Rom bulgari stanno emigrando in massa verso l'Europa occidentale, Italia compresa. Non sappiamo quante donne Rom siano vittime di tratta, non ci sono dati. Sappiamo però che molti Rom bulgari vanno all'estero, specialmente in Italia, in cerca di un lavoro e di guadagno. In base al censimento del 2011, i Rom sarebbero poco meno del 5% della popolazione bulgara, circa 325.000 persone. Per il Consiglio d'Europa, però, sono molti di più, oltre 700.000, ma la maggioranza, all'anagrafe, preferisce dichiararsi semplicemente bulgaro. Durante il periodo comunista, il nomadismo veniva contrastato e i Rom si sono fermati alla periferia delle grandi città. A Sofia vivono in quartieri come Fakulteta, Filipovci, Hristo Botev o in una parte di Orlandovci, dove c'è una mahala Rom. Typically in Bulgaria, Roma are isolated in segregated neighborhoods. In Bulgaria i Rom sono per lo più isolati, in comunità segregate, in quartieri nelle periferie delle grandi città, senza accesso ai servizi pubblici. Solo una parte vive in quartieri misti con bulgari che non sono Rom. La maggior parte vive in insediamenti illegali, in abitazioni costruite senza permesso. Così accade spesso che quelle case vengano demolite e le famiglie espulse. Il Comitato Helsinki della Bulgaria, organizzazione indipendente che ogni anno pubblica una relazione sullo stato dei diritti umani nel paese, condanna fermamente queste pratiche. Noi consideriamo un crimine di odio le evacuazioni forzate dei Rom dalle loro case, una misura purtroppo molto comune. Recentemente ci sono stati molti di questi episodi in diverse parti della Bulgaria. Qui a Sofia c'è stato un brutto incidente a Orlandovci, una campagna di demolizioni a Jasenovgrad e tentativi di demolizione delle case dei Rom in altre città. Spesso queste demolizioni avvengono dopo incidenti tra giovani Rom e giovani bulgari, cui fa seguito una rappresaglia del governo o della municipalità contro i Rom, con la demolizione delle case. Un corteo di auto a Fakulteta saluta una nuova nascita, mentre le mediatrici riprendono il loro lavoro. Da un punto di vista strettamente museale è eccezionale perché difficilmente ci sarà qualcuno che tenterà un furto al Muzeum Lotnictwa Polskiego di Cracovia, esposizione distesa su 400.000 metri quadri dedicati all'aviazione, che vanta nel suo catalogo 200 velivoli, tra cui oltre 180 aeroplani, quasi 20 elicotteri, una cinquantina di alianti e altro ancora. Una collezione imponente che dalla rete informativa Stelle e Strisce della CNN è stata qualificata come tra le prime 10 del mondo nel suo genere, non solo per superficie, ma anche per gli esemplari in mostra. Una ricchezza espositiva che si deve alla storia del posto. Il museo sorge sulla base aerea di Rakovice e Cesene, allestita dall'impero austro-ungarico nel 1912 e annoverata tra gli aeroporti più antichi. Già nel 1918, infatti, contava sulle prime linee aeree regolari di collegamento tra lo scalo di Vienna e quello di Kiev, usato per scopi postali. Dismessa la base nel 1963, gli appassionati di aviazione del posto pensarono subito di riutilizzarla per avere un luogo in cui incontrare
spostarsi e avere a disposizione anche uno spazio per gli aerei, ideale perché posto nelle vicinanze dell'Aeroclub cittadino. I loro sforzi si concretizzarono in breve tempo. L'apertura del museo risale infatti al 1964. La vera singolarità dell'allestimento è stata conquistata poco alla volta, ma i fondatori dell'iniziativa partirono con un asso nella manica, costituito dalla collezione aeronautica tedesca di 22 rari esemplari che fino al 1941 facevano parte del Museo berlinese dell'aviazione, evacuati dal regime nazista nella Polonia allora occupata per motivi di sicurezza. Un'operazione davvero lungimirante perché il resto del museo tedesco venne infatti distrutto dalle bombe degli alleati, ma anche un trasloco che in un secondo tempo si dimostrò come permanente, non senza qualche discussione tra le due nazioni. Abbiamo una serie di aerei tedeschi che chiamiamo collezione Hermann Göring, perché il generale nazista era un abile pilota di aerei e un grande cultore di apparecchi di volo. Siamo riusciti a risolvere la questione di attribuzione con la Germania, perché negli anni 20 in Polonia furono costruiti solo un centinaio di aerei e in considerazione di questa scarsa produzione, alla fine i tedeschi ci hanno accordato la possibilità di esporre per sempre gli esemplari che noi abbiamo battezzato Serie Göring. Per questo motivo possiamo dire di avere la collezione più grande e più antica di aerei della Prima Guerra Mondiale. La disputa con la Germania è ormai una questione del tutto risolta. Manteniamo con loro ottimi rapporti e siamo in contatto per eventuali scambi di apparecchi. Archiviata la querelle con Berlino, che ha forse contribuito ad appianare le rivendicazioni polacche per i danni subiti nella Seconda Guerra Mondiale da mano nazista, il Museo di Cracovia non si è accontentato del tesoretto acquisito, preferendo adottare un atteggiamento molto orientato al marketing. Tra le iniziative più rinomate, quella dell'ultimo weekend di giugno, quando i 3 esemplari del museo, ancora in grado di levarsi in volo, offrono uno spettacolo unico ai 60.000 spettatori che si radunano per ammirare le loro acrobazie. Attiriamo all'incirca 140-170.000 visitatori l'anno. Sono numeri considerevoli ma che ancora non ci soddisfano, perché ancora facciamo di tutto per aumentare l'esposizione. Per esempio con i recenti scambi intrapresi con il Museo dell'Aviazione ungherese, e in breve potremo contare su un aereo americano che ci arriverà dalla Gran Bretagna. Le mani in pasta Francesco Calò le ha sempre avute. Nato a Oria, in Puglia, figlio di panettieri, ha scelto con convinzione il mestiere di pizzaiolo e nella sua arte ha raggiunto l'eccellenza, vincendo un concorso nazionale a Nocera Inferiore. Tra food blogger, campioni del mondo della pizza napoletana e altri giurati abbiamo fatto 150 categorie, 150 persone hanno giudicato le pizze. Si intervallavano l'un l'altro e da lì poi hanno decretato il campione nazionale Pizza Doc in the World. Il miglior ambasciatore della pizza italiana nel mondo vive e lavora a Vienna da 7 anni. La pizza è un piatto universale con le variazioni più fantasiose. In Austria ad esempio c'è la pizza al Würstel. Francesco preferisce ricette originali e alimenti di qualità. Io uso gli ingredienti esclusivamente italiani, parliamo di un fior di latte di Agerola, parliamo di un pomodoro che è un pomodoro di base molto buono che a Napoli viene venduto moltissimo, abbiamo degli ingredienti di altissima qualità come il pesto di pistacchio di Bronte, abbiamo dei presidi slow food che noi mettiamo, che abbiamo sul menù, quindi ci distinguiamo per questo. 3 anni fa ha aperto un suo locale, Eno Pizzeria via Toledo, con l'accento su Eno. E ci vuole un bel coraggio a sfidare la birra, bevanda più diffusa in Austria. Sì, abbiamo deciso di dare un tocco di diversità, diciamo, ad altre pizzerie, perché tutti quanti fanno l'accoppiamento pizza e birra. Noi abbiamo cercato di dare questa innovazione con dei prodotti di altissima qualità, quindi accoppiare la pizza a un ottimo vino. Ha fama di essere una città fredda e difficile Vienna, e non solo per il clima. L'esperienza di Francesco è diversa. Vienna mi ha dato l'opportunità di crescere, non potrò altro che ringraziarli per il resto dei miei giorni, quindi davvero devo dire grazie a loro, oltre all'italiano che viene devo dire grazie al viennese che mi ha dato l'opportunità di fare questo tipo di lavoro a Vienna. Già prima dei riconoscimenti ufficiali i viennesi dovevano prenotare per trovare un tavolo a Via Toledo.
Gli affari vanno bene per l'azienda messa su da Francesco, che ha 22 collaboratori, molti dei quali italiani del sud. E lui pensa già al prossimo passo. Sono ormai 3 anni che abbiamo aperto questa attività, che fortunatamente va davvero a gonfie vele, e abbiamo un bel progetto, cercare di creare un franchising anche in altre nazioni, in altre regioni d'Italia. Le pizze ha dimostrato di saperle fare, ora un nuovo capitolo, crescere come imprenditore. Auguri Francesco.